È il kenyota Samuel Lomoi a tagliare per primo il traguardo della 20ª edizione della Padova Marathon con un tempo di 2 ore 12 minuti e 20 secondi. È dalla mezza maratona, però, che arrivano le soddisfazioni per i colori azzurri e Inob Fagniel, il 26enne atleta bassanese delle Fiamme Oro, allenato da Ruggero Pertile, corre in 1 ora e 53 secondi, chiudendo al secondo posto e diventando il quinto italiano di sempre. Sì, una soddisfazione unica. Sapevo che stavo bene, ma non sapevo come poteva venire la gara. Oggi mi sono allenato bene, ho fatto 2 periodi di altura, prima in Kenya, adesso in Eritrea, sono tornato l'altro ieri. Sapevo di valere, ma quando ho visto la temperatura mi ero un po' depresso, però dai, è venuto a un buon tempo, sono contento, soddisfatto e che dire, ringrazio tutti coloro che mi hanno sostenuto finora. Correte tutti! La pioggia non ha fermato i quasi 27.000 che oltre a maratona e mezza maratona hanno preso parte alle stracittadine da 1, 5 e 10 km, colorando argini e vie cittadine. Anche l'esercito ha voluto omaggiare la corsa padovana con il volo di 2 paracadutisti della Folgore su Prato della Valle. L'edizione del ventennale va in archivio dunque, portando un bagaglio importante per le prossime edizioni. Cercare di migliorare una manifestazione che giunge al suo 20° compleanno, direi, con dei bei numeri, perché insomma alla partenza anche stamattina c'erano più di 20.000 persone e nelle competitive ce n'erano quasi 5.000, quindi diciamo un bel successo di numero, un bel successo per Padova e un bel successo per tutta la provincia.